Recitiamo le lodi mattutine. 10ª settimana del tempo ordinario in onore a Santa Barnaba, apostolo. 2ª settimana del Salterio. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Poiché grande Dio il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Venite, prostrate adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo lo Spirito di Dio che parla nei profeti e maestri della Chiesa. O Apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio, Dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale. vi accoglie nella Santa Gerusalemme nuova la luce dell'agnello. La Chiesa che adunaste col sangue la parola vi saluta festante. Ed implora fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo. Sia gloria e lode a Cristo, al Padre e allo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore e la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa 10 corde e sull'ira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza d'un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio verace e senza malizia, egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli degeneri,
generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insapiente? Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costruito? Ricordi i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. O Signore, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Hanno celebrato le lodi del Signore e la sua potenza. Hanno celebrato le lodi del Signore e la sua potenza. I prodigi che Egli ha compiuto. E la sua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Hanno celebrato le lodi del Signore e la sua potenza. Barnaba condusse Paolo nella chiesa di Antiochia e insieme annunziavano ai fratelli la parola del Signore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Barnaba condusse Paolo nella chiesa di Antiochia e insieme annunziavano ai fratelli la parola del Signore. Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A Lui la preghiera. Rafforza la nostra fede nella tua parola, o Signore.
tu che illumini il mondo con il Vangelo, Rendici fedeli al tuo insegnamento. hai ordinato ai tuoi apostoli di predicare il Vangelo a tutte le genti. Fa sorgere numerosi santi ed evangelizzatori. Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai detto e fatto. Donaci di custodire diligentemente la tradizione apostolica. Hai voluto che il regno dei cieli fosse un lievito di salvezza per tutto il genere umano. Suscita in noi lo spirito missionario dei tuoi primi discepoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo, o Dio che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Noscum prolepia. Benedicat Virgo Maria. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della sua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la memoria di San Barnaba Apostolo. Beato il santo che oggi festeggiamo. Egli meritò di essere annoverato tra gli apostoli. Era un uomo virtuoso, pieno di fede e di Spirito Santo.
Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato Mostraci, Signore, la tua misericordia. e donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che hai scelto San Barnaba pieno di fede e di Spirito Santo per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né 2 tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate: chi là sia degno, e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questa società senza Dio diventa sempre più difficile comprendere la verità, e in ogni aspetto della vita esiste una verità. C'è la pasta preparata con frumento puro e un'altra con frumento OGM. In uno c'è la verità intensa come qualità autentica, nell'altro c'è l'inganno che arreca inoltre malattie a lungo termine. Ovunque e in ogni cosa c'è una verità e il suo contrario, a cominciare dalle persone, e non bisogna sorprendersi se un personaggio pubblico improvvisamente viene mostrato per quello che è veramente. La maschera non sempre funziona, inevitabilmente avviene sempre qualcosa che lascia intravedere la vera identità diabolica della persona. Possono accadere fatti rilevanti e conosciuti da tutto il mondo che suscitano stupore in molti e certezza di quanto si pensava in altri. Le lubrie nella politica hanno probabilmente migliaia di giustificazioni e molte appaiono legali. Sono gli appalti pubblici e gli incarichi milionari dati agli amici, le vie per far uscire centinaia di milioni delle casse dello Stato, e in questo caso intendo anche quello italiano. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Far del bene gratuitamente al giorno d'oggi è diventato veramente difficile se non c'è Gesù al centro di tutto. Occorre un cuore buono o una vita onesta. Si ama, si perdona e si aiuta senza voler nulla in cambio. Se esiste una motivazione spirituale, è l'unica perfetta, è quella cristiana. Fuori dal cristianesimo non si conosce la verità oggettiva, quella che infonde lo Spirito Santo. C'è molta confusione e improvvisazione. Tutto viene visto con i paraocchi o in modo distorto. Chiediamo di continuo allo Spirito Santo di visitarci e di donarci i suoi mirabili doni. Con Lui avremo il discernimento per capire tutto.
Sia lodato Gesù Cristo. ora e sempre sia lodato. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, cantando senza fine la tua fedeltà. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, cantando senza fine la tua fedeltà. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore ricevi dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Benedice e santifica, o Dio, questa offerta sacrificale e accendi in noi la fiamma di carità che Mosè San Barnaba a portare alle genti l'annunzio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua santità. E in nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Barnaba e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ha nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Berrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue piaghe nascondimi, non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen. Predicate che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Preghiamo. Signore, che nel glorioso ricordo dell'Apostolo Barnaba ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che un giorno contempliamo nello splendore della liturgia celeste il mistero che abbiamo celebrato nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Primo fiore di santità, il Signore vive in te, splendido segno di libertà, sei la promessa del Salvatore. Ave, Ave, Ave Maria.